Quando lo Facebook, buongiorno a tutto spettacolo di spettacolo in via Cedere Gaspari, oggi è l'eccellenza siciliana che ho spettacolo di spettacolo e la pasta chi sai. Oggi facciamo la preparazione, l'uso con la pasta chi sai. Passo passo accanto a me vi faccio vedere tutti i procedimenti, tutti i passaggi e i tempi di cottura più che altro. E allora, gli ingredienti, la pasta con chi sai dall'antica, stiamo parlando sullo spettacolo di spettacolo. Sarde come agento, prodotto mediterraneo, anticolesterolo, anti tutto cosa, quando mangi un piatto di 6 kg, lo ricorderai per tutta la vita. La pulizia delle sarde è fondamentale, ora ve la spiego. Assato, 300 g di assato, concentrato di pomodoro, amo catturata, ora vi spiego pure come si fa, 200 g di finocchietto, cipolle e scalogne, e mezza bustina di pinoli e passole. Ragazzi, la pulizia delle sarde. Allora, naturalmente l'ho pulito prima per accelerare i tempi della realizzazione del video. Vi faccio vedere come si puliscono le sarde. Naturalmente si toglie la testa, l'interiore, la scama centrale e poi nella schiena c'è anche una piccola scama e si va a togliere. Il risultato delle sarde è così. Ma andate a fare adesso tutto il procedimento. Andiamo a prendere 3 cipolle, 2 cipolle scalogno. Se non avete lo scalogno potete mettere anche quella, la cipolla bianca. Intanto andiamo a abbassare il nostro maccheroncino che adesso vi faccio vedere il risultato finale del sugo e l'impiattamento anche della pasta con il sugo delle sarde sopra, che è numero 1. Il risultato finale è questo di qua, guardate. Ragazzi, un spettacolo, dai. I veriti side, un verito live. Ricordo che faccio la diretta per non nascondere certi pezzettini di video, che i video sono molto più facili rispetto alla diretta. Questa diretta è dedicata a tutte voi. Passo passo accanto a me, ciccio pure scalone. Ascoltate la mia, ma andiamo a farli finemente. Vi faccio vedere tutti gli ingredienti che mettiamo all'interno e poi vi dirò i tempi di cottura finale. Ok, ma dove fai? La pasta con sugo chi side, facciamola più piccola possibile, tanto poi il sugo cuocerà un bel poco. Ok ragazzi, andiamo a mettere una pentola, andiamo a mettere olio extravergine di oliva, la fosforescenza. Vedete ragazzi, senza trucco, in diretta live, la pasta con sugo di sede come la faceva mia nonna e con utensili da cucina che avete comodamente tutti voi a casa. Non è che abbiamo accesso professionale, l'importante alla fine è il concentrato, il sapore che ha questo tipo di primo piatto siciliano. Allora ragazzi, andiamo a soffiggere la cipolla, a fare appassire leggermente e poi andiamo a mettere il nostro concentrato di pomodoro. Allora ragazzi, facciamo appassire la cipolla, la fosforescenza, adesso vi dirò quanto concentrato mettiamo. Ricordiamo che sono ingredienti per 4-5 persone. Questo condimento, questo spettacolo ragazzi, la pasta chi sai, la pasta chi sai, la pasta con sugo di side, che ricordo che ci sono due varianti, c'è anche la variante in bianco con zafferano. Ok ragazzi, andiamo a mettere 300 grammi di concentrato di pomodoro. In 300 grammi di concentrato di pomodoro, attenzione a tutti questi passaggi. 1,5 litri d'acqua, ok? Piano piano andiamo mettendo l'acqua all'interno del tegame a far sciogliere il nostro concentrato. Ragazzi, ci siamo.
Piano sempre a miscelare così, ragazzi. Naturalmente se voi raddoppiate tutti gli ingredienti, i tempi di cottura cambiano, giusto? Io vi dico il tempo di cottura che ha questo tipo di condimento di qua. Con queste dosi. Con queste dosi, naturalmente. Facciamo sciogliere il nostro concentrato in siciliano assato. Ok ragazzi, adesso andiamo a mettere le nostre sarde, ragazzi. Li buttiamo tutti, ricordiamo sono 600 grammi di sarde, 600 grammi di sarde pulite, il risultato finale delle sarde sarà circa 400 grammi. Andiamo a mettere il nostro finocchietto che è di 200 grammi, lo andiamo a fare pezzettini e lo buttiamo all'interno, sempre piccolo, all'interno del nostro condimento. Andiamo a mettere, ragazzi, pinoli e pazzo di circa mezza bustina. Quando il sugo, ragazzi, arriva a bollore, con questi ingredienti la cottura finale è circa un'ora a fiamma proprio, ragazzi, è bassissima. Ricordo un particolare: non mescolate sempre il sugo, perché il sugo con le sarde non si mescola, se no diventa marmellato o Nutella. Ci siamo? Questo è preciso a dirvelo. O su Quick Side o un salvemento. Si mette così, si mettono le sarde, tutti gli ingredienti che vi ho detto, che sono 600 grammi di sarde pulite, 300 di concentrato, 1 litro e mezzo di acqua, pinoli e passole in mezza bustina. Fate cuocere e 3 cipolle scalone e fate cuocere per circa un'ora. Risultato finale, ragazzi, è chi sono qua. Tale che spettacolo, mandate fa. Vedete, ragazzi, adesso vi faccio vedere l'impiattamento del maccheroncino, perché la pasta suggerita a questo tipo di condimento è maccheroncino. Poi se avete preferenze fate come volete, giusto? Hamburger catturate è usata come formaggio finale, ma come legge dell'arte culinaria un formaggio non pesce, non ci c'entra niente, ok? Hamburger catturate si fa pan grattato, un filo d'olio d'oliva, un po' di sale, un pizzico di zucchero in padella a far biondire in questo modo. Chi siamo decatturati? Adesso mandate a facciamo cuocere per un'ora, coperchio semi chiuso, ok? Ora scendiamo i maccheroncini e ne mangiamo maccheroncini chi sai. Ragazzi, fatene tesoro di questa ricetta. Ricordiamo che non è anche un piatto che si amalgama assieme con una parietta a fare il risottare, assolutamente no. Si mette un po' di sugo. Ora vi faccio vedere come si prepara anche, come si definisce la preparazione di un piatto di pasta side, perché non si mette in padella e mettiamo a fare da così, che ripetete le sarde si rompono tutte e poi diventano come una crema e allora non va bene. Per esempio, cacciamo un maccheroncino, quando facciamo un po' più. Vedete il maccheroncino live? Allora, vi dicevo pure, ragazzi, più tardi, alle 18:30, vi faccio vedere una diretta su YouTube come si fa i side a Beccafino, che adesso è un periodo di sarde in Sicilia, che se ne trovano tanti, adesso si avvicina anche San Giuseppe, c'è l'usanza in Sicilia di fare il suo tipo di pasta del capo, che è la pasta side. Adesso mettiamo un po' di sugo, ragazzi, e mescoliamo così. Un altro po' di sugo,
Così. Chi sa questa chiesa di siciliana? Chi so spettacolo e basta? Chi se n'è stato a un monumento? Questo tipo di paese di qua. Vedete ragazzi? Adesso andiamo a fare un bellissimo impiattamento. Maronna Carmine. Ragazzi, in finale. Tale che c'è qua, ragazzi. Tale che passa chi side, tale. Ragazzi, poi per finire, a piacere a chi piace, amo ricatturata, ragazzi. Poi i quantitativi li scegliete voi. Live. A passa chi side, vi sei nata in diretta per tutti voi. Ricordo sempre che è un'eccellenza siciliana. Vi ripetate alle 18:30, seguite questa diretta su YouTube, la preparazione di Sei da Beccafì, un spettacolo di spettacoli anche per attivare un nuovo canale e per rendervi partecipi anche a voi con i secondi piatti. Li creeremo, li faremo su YouTube, in modo da fare. Assaggino live la va a fare, Allora, questo è per voi. Ragazzi, secondo me questo piatto lo battenuto. Lo spettacolo di spettacolo di Eccellenza Gaspare 22, la Sicilia nel cuore, l'eccellenza della Sicilia. Ciao.